Benvenuti, oggi è giovedì 7 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 16:56. La luna si leva alle 12:06 e cala alle 21:32. Oggi è il giorno di Sant'Ernesto. Il nome Ernesto deriva dall'antico tedesco e significa valoroso combattente, come l'aquila. Oggi, 7 novembre, si celebra la giornata mondiale della fisica medica. La data è stata scelta in onore dell'anniversario della nascita di Madame Curie, considerata fondatrice della fisica medica grazie alle scoperte nell'ambito della radioattività, che le valsero il premio Nobel nel 1903, il primo per una donna nella fisica. I fisici medici svolgono un ruolo fondamentale nei piani di terapia di radiologia medica per ridurre al minimo l'esposizione del paziente, ma anche degli operatori sanitari durante gli esami diagnostici. Festeggia 81 anni la cantautrice canadese Roberta Joan Anderson, meglio nota col nome d'arte Joni Mitchell. Con i suoi brani folk ha trovato il successo alla fine degli anni 60. Una riscoperta da parte delle generazioni più giovani della musica di Mitchell è dovuta in anni recenti al forte citazionismo da parte della cantante statunitense Lana Del Rey. Dopo l'aneurisma che l'ha colpita nel 2015, nel luglio del 2022 torna a sorpresa sul palcoscenico del Newport Folk Festival a 53 anni dalla sua precedente esibizione e dopo oltre 20 anni di ritiro dalle scene. Di se stessa però ha sempre detto: sono prima di tutto una pittrice, poi una musicista. Buon compleanno infine a Massimo Ciavarro, oggi 67enne. Ha cominciato a farsi conoscere negli anni 70 come protagonista di fotoromanzi. Al cinema è stato interprete di commedie quali Sapore di mare e Chewing Gum. Nel 2015 dà alle stampe la sua autobiografia intitolata La forza di cambiare, scritta a quattro mani con la giornalista Susanna Mancinotti. È stato sposato con la collega Eleonora Giorgi, da cui è nato il figlio Paolo. Negli studi di Antenna 3 a Legnano ci sono i due presentatori Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio, le star di Drive-In. È il 7 novembre del 1988 e va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci. Secondo l'Università Bocconi di Milano, le sue denunce fino al 2010 hanno permesso di recuperare quasi 8 miliardi di euro sprecati. Ma è possibile definire una lunghezza in riferimento a un tempo? Sì, è possibile e si tratta dell'anno luce, definito come distanza percorsa dalla luce in un anno, e si possono utilizzare anche delle unità più piccole come i minuti luce. La luce si sposta a 300.000 km al secondo, quindi un anno luce equivale a circa 9.500 miliardi di chilometri. Ad esempio, il Sole si trova a 150 milioni di chilometri dalla Terra, che equivalgono a circa 8,3 minuti luce. Buongiorno ai 12. Molti aspetti planetari collaborano per creare emozioni e sensazioni nuove, una grande capacità di intuito grazie a Nettuno che si dà molto da fare, ma anche la Luna, Saturno e Sole collaboreranno per creare un po' di razionalità che servirà a controbilanciare. Ariete, con un Marte così addolcito dai sogni marini di Nettuno, ecco che adesso oltre che di passione si può parlare anche di sentimenti. Insomma, le stelle vogliono dirvi che oggi siete pronti per innamorarvi. Toro, con Urano così ben addolcito e addomesticato da Nettuno, dalla Luna e da Plutone,
Nel vostro cielo c'è di tutto per arrivare a conquistare delle ottime condizioni. L'unica cosa che vi si sconsiglia oggi è di tentare il dialogo o di agire in prima persona. State a guardare e tutto andrà benissimo. Gemelli, è una giornata che vede sollecitato Giove in una maniera molto ma molto forte, sia da Nettuno che da Venere contemporaneamente. Avete bisogno di non confondervi nei sentimenti e di non analizzare troppo, viveteli come il fluire di un fiume e abbandonatevi un po', il resto si vedrà. Cancro, una giornata oggi che vede molti pianeti cooperare e collaborare e anche la vostra luna si rende protagonista con Saturno e il Sole. Per quanto dovrete affrontare delle condizioni molto serie al lavoro, riuscirete a trarne una giornata brillante se avrete controllo delle vostre emozioni. Forza Cancro! Leone, giornata oggi che vede i due bellissimi trigoni di Mercurio e Nettuno agire sul vostro Marte che parla di azione, sentimento, passione, ma romanticità. Ebbene, tutto sembra essere tornato a posto e voi Leone finalmente vi sentite parte di qualcosa di dinamico. Era ora, non ne potevate più di stasi. Del resto, nel cielo zodiacale non siete affatto concepiti per questo. Ora ruggite con dolcezza. Vergine, giornata oggi che prevede un forte appoggio della Luna che porta con sé anche il Sole e Saturno, quel Saturno opposto che rende il lavoro veramente una prova molto complicata da superare, ma oggi una collaboratrice saprà come togliervi le castagne dal fuoco risolvendo una problematica. Oggi sarete grati a tutti quelli che avete intorno, più dolci in amore, meglio così. Bilancia, giornata oggi che prevede la vostra Venere operare una combutta assieme a Nettuno contro Giove, una bilancia che vuole di più, una bilancia che si fa anche capricciosa tra chi e perché no, visto che siete sempre così compassati e siete sempre bravi mediatori, perché a voi oggi tocca prendervi il vostro momento di follia. Lice tinsanire semelina, del resto dicevano i latini. Scorpione, giornata oggi molto interessante ed intrigante proprio perché Saturno vi dà un forte vantaggio al lavoro e la Luna vi addolcisce tutto. Oggi potreste anche fare un bell'incontro in ambito lavorativo che nasconde non solo affari, anche questioni di cuore. In bocca al lupo. Sagittario, giornata oggi che prevede una Venere decisamente euforica, molto arrabbiata con Giove, in combutta con Nettuno, tenta di confondere un po' le idee a qualcuno. Oggi siete stranamente seduttivi, ci penserà Mercurio più compassato e forte, a essere incisivo però con le frasi da dire, quindi cercate di equilibrare un po' le due tendenze. Oggi accadrà quello che riuscirete a mediare tra questi due flussi. Capricorno, una luna che oggi tiene banco nel vostro segno zodiacale, che vi riporta un po' più in connessione col vostro pianeta Saturno. La luna, spostandosi in questa posizione e facendo quindi un doppio sestile sia a Saturno che al Sole, oggi vi dà proprio una gran bella giornata e Plutone con Urano potrebbe finalmente farvi decidere a fare un passo in più. Acquario, giornata oggi veramente molto complessa, proprio perché il reticolato degli aspetti si fa molto ampio e tocca un po' tutti i punti, compreso il vostro pianeta Urano, che sembra un pochino più smarcato dai soliti recinti che per adesso il Toro impone. Oggi provate a fare qualcosa in più, ma all'atere non rendetevi protagonisti della giornata perché Marte potrebbe farvi diventare un bersaglio. Oggi siete particolarmente fascinosi. Pesci, giornata oggi che vede in questo bailam di aspetti planetari voi come protagonisti avete molte cartucce da poter utilizzare sia nel lavoro che nei sentimenti. Utilizzatele bene, è un periodo in cui potete veramente di tutto. Il 7 novembre del 1991 Magic Johnson, icona mondiale della pallacanestro, annuncia di aver contratto il virus HIV. Dopo il ritiro ritornerà a giocare in nazionale e con i suoi Los Angeles Lakers, contribuendo in maniera decisiva alla consapevolezza planetaria della malattia.
Se qualcuno è snowed under, letteralmente traducibile con innevato sotto, allora è una persona molto impegnata e piena di lavoro. L'espressione richiama l'immagine di qualcuno così tanto sommerso da non poter fare altro, visivamente quindi bloccato sotto la neve. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. È la donna dei primati, è stata la prima a ottenere una cattedra alla Sorbona di Parigi, la prima a vincere il Nobel per la fisica, la prima a vincere il premio 2 volte, nel secondo caso per la chimica. La scienziata Marie Curie, nata in Polonia e vissuta tra l'Ottocento e il Novecento, ha però attraversato grandi momenti di depressione. Colpita pure da anemia plastica, contratta a causa delle lunghe esposizioni ai materiali radioattivi, non ha mai smesso di lavorare, spinta da un'ossessione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie. Giuda frequentava persone irreprensibili. L'appuntamento di oggi termina qui. Ci vediamo domani per scoprire insieme nuove curiosità e informazioni. Io vi aspetto sempre qui, non mi muovo. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.